Enrico Smiderle. Ciao Enrico! Ciao, buonasera. Allora, musicista, nato da una famiglia di musicisti, salutiamo Andrea. Ciao Andrea! Lei in fondo, la fidanzata? Da una famiglia di musicisti della città della musica. Aiuta? Sì, sicuramente sì. Ah, cioè tu, a parte che tu la suonare la tromba e tu suoni la batteria, perché poi non hai voluto suonare uno strumento a fiato anche tu? Ma questo onestamente non lo so. Probabilmente perché ero attirato dalle percussioni, dal ritmo. Quindi quando da piccolino andavo ad ascoltare mio papà con l'orchestra ero sempre dietro a vedere il batterista, quindi sì? È stato probabilmente amore a prima vista con quello strumento lì, insomma. Allora, tu mi hai mandato il curriculum. Tra le altre cose hai concerti con Rossana Casale, Carlo Arti, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e anche con il compianto Marco Tamburini, che so che è stato il tuo maestro, tra l'altro un trombettista importante del Conservatorio di Rovigo. Poi parleremo anche del Conservatorio di Rovigo, che è un'altra eccellenza. Tu hai suonato con il Gottardi veramente dei musicisti di jazz a livello mondiale, Rava, Bosso, eccetera. Tu molto giovane, hai cominciato a 13 anni a suonare. Che timore avevi a reverenziare oppure quando si suona con un grandissimo artista ti mette a tuo agio? Cioè più, da noi si dice le mese cassole, cioè quindi è un po' così che se la tirano e ti fanno pesare il loro status, invece il grande artista ti dà una mano, cioè, capisce il tuo talento. Tutto sta proprio nel carattere che ha l'artista, perché ci sono magari allora, intanto quasi tutti i grandi artisti sono persone umane squisite. Per fortuna, insomma, durante la mia esperienza ho sempre incontrato belle persone. Capita invece a volte di suonare magari con musicisti che sono di una fama magari minore e di non creare questa sinergia e quel feeling, che quindi è difficile. A volte invece è successo che lo facessero perché magari avevo bisogno di una spinta e l'unico modo era proprio metterti davanti il problema e o torni a casa con la coda in mezzo alle gambe oppure reagisci, insomma, non facendoti fare ovviamente figure meschine, però comunque molto duri e senza essere dolci o comunque delicati, ecco, alcune volte, soprattutto da ragazzo, quando comunque cercavo di farmi le ossa, e fortunatamente ho sempre avuto la fortuna di avere sempre suonare, collaborare con musicisti più grandi di me, quindi già con una carriera e un'esperienza più elevata. Io leggo qua che tu hai fatto delle tournée in Lituania, Ucraina, Polonia, Lettonia, Ungheria, Francia, Spagna mi sembra, e in tutte le parti d'Europa. Noi abbiamo sempre il complesso di inferiorità, noi italiani, di dire ma all'estero, specialmente nella musica, sembrerebbe che all'estero c'è una tradizione musicale diversa, e quindi i ragazzini quando sono alle medie già suonano strumenti importanti. Hai riscontrato questa differenza? Sono più bravi di noi o è sempre questo complesso di inferiorità che ci portiamo dietro? Ma ci sono due aspetti secondo me, perché non ho studiato all'estero, però sono andato a trovare amici che hanno fatto Erasmus, ho visitato Amsterdam, il conservatorio, Berlino, e vedo che c'è una questione culturale diversa. Noi in Italia, parlo dal punto di vista, siamo molto più improvvisatori, dobbiamo essere liberi, mentre invece per esempio in Europa sono molto più accademici. Quindi questa è una cosa che in realtà nella musica italiana e artisti italiani è la cosa che ci valorizza in realtà. Quindi dice mio pregio. Cioè, da un certo punto di vista è un pregio, invece dal punto di vista magari invece formativo a livello istituzionale magari questa cosa va a risentire poi nell'organizzazione per esempio di conservatori. Ecco, l'unico motivo per il quale tanti di noi, anch'io ho voluto, sono poi per scelta, non ho voluto andare a studiare all'estero, è solo questione proprio di una formazione più accademica, ma poi dopo in realtà quando esci dal conservatorio
tutti i musicisti anche stranieri vogliono venire qua in Italia, sì, perché dal punto di vista poi pratico, soprattutto nel jazz, è puro istinto e quindi serve appunto la vena artistica, cosa che invece quella cosa lì solo a livello accademico difficilmente esce. Invece a noi in Italia questa cosa ci esce abbastanza spontanea, ecco. Se mi allargo un pochino, abbiamo parlato prima del Parco del Delta, però visto che tu hai frequentato il Conservatorio di Rovigo, che è una vera eccellenza dal punto di vista musicale a livello europeo, perché so che ci sono sì, anche Adria stessa, specialmente nella lirica, ha studenti che vengono dalla Corea, dal Giappone, eccetera. Anche qua soffriamo noi sempre di questo famoso complesso di inferiorità, cioè in seconda battuta in Italia e anche noi polesani, perché abbiamo un'eccellenza così grande. Beh, siamo stesso l'unica provincia in Italia che ha 2 conservatori. Tra l'altro, però questo lo sapete voi magari addetti ai lavori, oppure lo conoscono all'estero, però non viene celebrato così. Perché? Perché non riusciamo mai a far esaltare le cose positive che abbiamo, come per esempio il parco, cioè il parco che secondo me è un'eccellenza straordinaria rispetto anche all'Europa. Chi è stato in Camargue sa che non abbiamo niente da invidiare rispetto alla Camargue, però loro sono più famosi di noi. Perché non riusciamo mai a valorizzare? Perché credo manchi anche un po' da noi in Italia. La musica è sempre stata comunque una cosa che abbiamo sempre avuto, e forse avendola forse così vicina non riusciamo a valorizzarla al 100%. Credo sia questo il motivo, perché le strutture ci sono, i musicisti ci sono, tanti ragazzi di qualità ci invidiano, quindi ci sono, quindi probabilmente l'unico modo è che vediamo sempre quelli all'estero, tentiamo di copiarlo, poi alla fine non ci crediamo forse così tanto. Credo, una mia idea possa essere questa, insomma. Poi i motivi è che comunque dal punto di vista culturale e musicale ci sono pochi aiuti dal punto di vista regionale, statale, insomma nazionale. Questo sicuramente, diciamo che l'Italia appunto è una nazione dove abbiamo inventato molto nella musica, contribuito molto nella musica, eppure questa cosa ancora non è così valorizzata. Ecco, adesso ti faccio una domanda polemica, ma devi ascoltare anche il sindaco. Allora, Taglio di Po, città della musica. Secondo te è solo nel logo che è città della musica oppure è effettivamente una città che si respira musica, e cosa si potrebbe fare di più? Beh, sicuramente comunque... E giriamo di sponda al sindaco. Anche qua a Taglio di Po musicisti ce ne sono tanti. Ma tantissimi diplomati, molti... la stessa insegnante tra l'altro a scuola a Taglio di Po insegna ancora, vero? Anche i cori per esempio sono una cosa che da noi nel nostro territorio è sempre tradizionale, ancora continuano a esserci, quindi sicuramente a differenza appunto dei paesi limitrofi, qua sicuramente la musica è molto più viva e continua ad esserci. Ovvio che si può sempre fare di più, insomma, collaborare con le amministrazioni, cercare di progettare, avere idee, quindi questo sicuramente qualche passo in più positivo si può sempre fare, insomma, sicuramente. Tipo l'auditorium, tipo la sala prove, e giochiamo sempre di sponda con il sindaco. Sicuramente. Allora, la musica cosa ti dà di più rispetto a un'altra arte, secondo me? La musica ti dà libertà, insomma, di esprimere, è un linguaggio, quindi riesci a parlare con lo strumento e a farti capire alle persone attraverso quello strumento lì, quindi dà modo appunto di divertirti, di esprimerti e di far sentire alle persone quello che a te piace, e ci credi nel far trasmettere un'emozione, insomma, alle persone che sono apposta venuti per ascoltare un concerto, Ecco, però ti dico io da musicista mancato, è frustrante, cioè riesci ad esprimere se hai la tecnica, oltre il talento, lo studio, eccetera, quindi non è per tutti, cioè, tu quante ore fai di studio con lo strumento?
vorrei farne sempre di più, dire la verità. Ma ogni giorno quanto? Sicuramente bisogna mantenersi. Diciamo che essere musicista poi a livelli insomma alti o medio alti è come essere uno sportivo, devi continuamente allenarti, è una cosa fisica oltre che mentale, di ricerca di suoni o comunque di idee, diventa proprio una cosa, muscoli, tendini, diventa tutta una cosa di mantenimento anche. E tu, senza finta modestia, sei un musicista alto o molto alto? Senza modestia, sì, dai. Alto, non molto alto. L'applauso, sì.